Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Quest'oggi ci troviamo nuovamente qui all'interno della nostra campagna in single player. Come potete ben vedere hanno scoperto il nostro agente in incognito. Gli stranieri hanno scoperto il tuo agente in incognito. Questi ora vulnerabili alle azioni degli agenti ostili. Quindi come dire, il nostro caro ragazzone che si ritrova nel territorio nemico è stato appena adesso scoperto e magari dobbiamo tirarlo fuori dai guai. Allora, c'è stato un periodo di inondazioni. Le piogge distruggono i campi e i mezzi di sostentamento. Le case vengono portate via dalle acque furiose, così come i familiari, e nessuno riuscirà a vederli. Come dire, per 4 turni ci sarà un'alluvione all'interno dei nostri territori che sicuramente creerà dei problemi ai campi e soprattutto alla produzione di cibo. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto il nostro caro agente si ritrova in difficoltà, quindi deve essere immediatamente portato via. Attenzione, vediamo se possiamo tirarlo fuori dai guai. Attenzione, vediamo di metterlo appunto dall'altra parte. Benissimo. Intanto siamo riusciti a capire che il nemico sta organizzando una sorta di flotta. Abbiamo, come dire, individuato i suoi cavalieri eroici al di sopra di questa bireme. Inoltre ha un maestoso esercito, come potete ben vedere, diversi uomini di leva, anche diversi frombolieri, quindi dobbiamo stare attenti a una particolare controffensiva. Allora, la nostra spia sicuramente la teniamo sempre nei paraggi, magari nel territorio dei Dumnoni, i nostri amici neutrali, magari più avanti cercheremo di assassinare il generale in modo tale da far perdere un po' di tempo alle truppe nemiche. Allora, bene, torniamo immediatamente nella nostra città, vediamo quello che succede. Intanto nella sezione della tecnologia mi sono dedicato necessariamente alle esercitazioni della guerra, perché come ben sapete esistono due determinati rami, ovvero l'ambito militare e l'ambito civile, che ovviamente aprono la strada ad altre diverse tecnologie, altre diverse specializzazioni come le esercitazioni di guerra, il codice guerriero, l'assedio per quanto riguarda l'ambito militare, e per quanto riguarda invece l'ambito civile possediamo diverse strade da intraprendere come l'economia della tribù, il consiglio druidico e ovviamente la costruzione. Intanto io direi di basarci sulle esercitazioni di guerra, perché visto che i nostri alleati, i nostri nemici hanno, come dire, il pugnale puntato verso la nostra gola, è meglio, come dire, scoprire i carri migliorati. Ci daranno 50% alle munizioni per tutte le unità da tiro, e inoltre avremo anche il meno 4% ai costi di arruolamento per le unità con carro, e inoltre otterremo anche la possibilità di costruire la fucina del bronzo. Allora, innanzitutto, come potete ben vedere, tra 2 turni avremo la possibilità di concludere il nostro villaggio dei pescatori. Intanto, come dire, a breve avremo anche l'opportunità di riparare le nostre stalle dei cavalli, che avevamo appunto iniziato nel video precedente. Allora, questo edificio incompleto e danneggiato, tutte le costruzioni qui in corso sono ferme. Selezionano e premi il pulsante ripara per ripararlo e continuare la costruzione, oppure demoliscilo. Bene, io direi ragazzi di riparare immediatamente il nostro edificio, visto che probabilmente l'alluvione dei mesi scorsi avrà creato qualche problema alla nostra cittadina. Allora, abbiamo qui intanto un primo esercito, vediamo di portarlo immediatamente al fronte per evitare quindi particolari insediamenti nemici qui intorno. Intanto ci sono delle foreste che potrebbero aiutarci magari per un'imboscata, quindi vediamo di raggrupparci proprio da questa parte. Benissimo. Intanto con i nostri nuovi generali cerchiamo di arruolare qualcosa di diverso, come per esempio vediamo di creare qualche forza in più. Attenzione, ecco, mi sono dimenticato di dirvi che appunto come dire, le unità vengono reclutate dal generale stesso, quindi vediamo un po', possiamo reclutare, vediamo, abbiamo abbastanza, io direi qualche altra unità da corpo a corpo può andare bene, quindi altri uomini di leva immediatamente reclutati all'interno del nostro primo esercito. Vi ricordo che all'interno delle nostre province, ma anche all'interno delle province avversarie, possono essere reclutati dei mercenari, ovvero degli uomini pagati proprio che non hanno alcun rispetto per la propria fazione e ovviamente danno solo interesse al denaro, e quindi potranno essere assunti con un costo magari maggiore e soprattutto un morale, soprattutto una fedeltà minore. Comunque sono sempre armi in più e braccia in più per il combattimento, ma per adesso cerchiamo di creare truppe fedeli al nostro popolo. Allora, abbiamo un secondo generale da questa parte, cerchiamo di rinfoltire anche il suo esercito, reclutando addirittura un'altra unità, visto che ancora abbiamo abbastanza entrate orarie, quindi vediamo un po', un'altra unità di uomini liberi di leva. Bene, magari all'interno della prossima avventura, come dire, del prossimo turno, cercheremo, come dire, di creare una nuova flotta per prendere anche dall'esterno la città ovviamente dei Demezzi, perché viene riconosciuta come il nostro primo obiettivo. Allora, bene, vediamo se possiamo avanzare il nostro turno. Mi sa che la nostra spia agirà immediatamente nella fase successiva. Intanto il nostro primo obiettivo sono i Demezzi, appunto alla nostra sinistra, magari poi ci occuperemo anche dei nostri briganti a nord, e dobbiamo stare attenti anche all'invasione dei Galli che si ritrovano appunto proprio a sud della nostra principale costa. Allora, ancora per 3 turni avremo
abbiamo l'alluvione che distruggerà i nostri argini, quindi dobbiamo stare attenti. Intanto ricerca completata, i carri migliorati, hai completato questa fantastica ricerca e sicuramente tra le giuste mani è più forte, rapido, leggero e letale. Benissimo, abbiamo intanto il rapporto del furiere, altri uomini di leva reclutati e sicuramente gli aiutanti aumentano. Allora vediamo cosa è successo. Al nostro generale è accaduto qualcosa, ovviamente il nostro generale principale. Vediamo cosa è successo immediatamente all'interno della sua come dire, dei suoi dettagli. Allora diamo un'occhiata. Come potete ben vedere il nostro generale può assumere diversi come dire diversi dettagli che ovviamente guadagnerà combattendo. In questo caso abbiamo ricevuto un aiutante, ovvero il corno da caccia, più 5% di tiri al minuto per tutti gli arcieri, quindi questo generale ci potrà aiutare magari nel combattimento ravvicinato con le altre unità. Quindi vediamo di farlo avvicinare al nostro esercito, perfetto, e magari cercheremo di sostituirlo con il nostro vecchio generale che si ritrova appunto al comando della nostra grande armata. Ok, quest'altra truppa di supporto, vediamo di ritornare immediatamente alla visuale dell'esercito, cerchiamo di unire queste due unità al nostro esercito principale in modo tale da organizzare un'ottima controffensiva. Per adesso abbiamo tanti soldi nelle casse del tesoro, a breve vedremo di ottenere anche nuovi miglioramenti. Ok, andiamo nuovamente nella sezione della tecnologia. Allora, vediamo un po', possiamo basarci o come dire sulle ricerche per quanto riguarda l'ambito navale o addirittura l'ambito campale per le battaglie ovviamente terrestri. Io direi di continuare con l'addestramento sui carri, abbiamo il meno 6% di costi di arruolamento per tutte le unità con carro, abbiamo anche la possibilità di costruire la fornace del bronzo e avere anche ottime possibilità di andare avanti con questa particolare ricerca. Invece, dando un'occhiata al codice segreto, vediamo un po' il codice del guerriero, vediamo un po', abbiamo possibilità addirittura di ottenere la furia della battaglia, più 3% al danno causato dai proiettili per tutte le unità di terra, più 5% al morale per tutte le unità di terra. Anzi, questa forse potrebbe essere un'ottima opportunità. Allora, vediamo di ricercare la nostra furia della battaglia e magari più avanti vedremo di specializzarci all'interno della sezione della nostra ruota. Allora, bene, vediamo un po', questa possiamo tornare nuovamente alla nostra schermata. Allora, il nostro ninja, eccolo qua, il nostro caro agente, vediamo di spedirlo nuovamente in territorio nemico. Bene, attenzione, eccolo, guardate un po' quante unità che sta preparando. Mi sa che dobbiamo immediatamente assassinare il generale nemico. Andiamo, eccolo qua. Allora, un bel assassinio per far perdere tempo. Vediamo, proviamo a ferire. Allora, trovo un traditore, veleno, spada nascosta. Abbiamo tantissime possibilità di assassinio. Allora, io direi ragazzi, con il veleno possiamo mettere fine immediatamente alla sua esistenza. Contaminazione del cibo e delle bevande. Andiamo, attenzione. Assassinio non riuscito, dannazione. Il tuo agente non è riuscito ad assassinare il proprio bersaglio e sicuramente non ci hanno neanche beccato, quindi vediamo di ritirarci un attimo indietro. Allora, abbiamo avuto il 50% di possibilità, magari riproveremo all'interno del prossimo turno. Ok, un altro dei nostri obiettivi principali, ragazzi, allora all'interno della nostra sezione principale, proprio da questa parte, eccolo, è ovviamente creare una confederazione di stati. La confederazione di stati ovviamente è una opzione molto importante all'interno del menu diplomazia. Per esempio, se noi volessimo creare questa sorta di confederazione di stati con per esempio con i Dumnoni, proprio all'interno della sezione della diplomazia, potremmo, come dire, creare questa confederazione in modo tale da generare una sorta di unione di stati utili per contribuire e dare risorse per la creazione di eserciti, quindi sarebbe davvero un'ottima opportunità per combattere i demezzi. Però, come dire, i nostri cari ragazzoni non sono onesti come noi stessi, bensì si ritrovano ambiziosi e quindi inaffidabili, quindi io direi di stare molto attenti con questo alleato che appunto tentiamo di farci buono, perché potrebbe essere un nemico che ci pugnala alle spalle. Quindi vediamo di andare avanti con il nostro turno e prepariamoci quindi alla battaglia per la conquista di Morindum, ovvero la città dei nostri demezzi. Innanzitutto dobbiamo anche creare una bella flotta per proteggere i nostri confini, visto che gli avversari stanno iniziando a basarsi anche sul combattimento navale. Benissimo, quindi io non mi fiderei molto, ragazzi, di questi demezzi accanto a noi, perché di questi Dumnoni, perché potrebbero essere, come dire, degli alleati che cercano solo un punto di debolezza per metterci, come dire, un pugnale sotto la gola. Allora, suddito acquisisce grande notorietà, il nome di uno dei tuoi sudditi è sulla bocca di tutti, non si è certi se questo sia un bene, disgrazia. Vediamo cosa è successo. La scheda di riepilogo di una fazione raccoglie informazioni e statistiche essenziali che ti consentono di controllare i progressi della campagna con una sola occhiata. Bene, allora questa è una schermata che mi è nuova, vediamo di analizzarla nella maniera migliore. Questi sicuramente sono tutti capi anziani della nostra tribù, come potete vedere i nostri grandi generali. Esistono ovviamente altri capi, come per esempio il nostro statista, inerente alla sezione del commercio. E ovviamente, vediamo cosa è successo. Bissula richiede attenzione, la moglie del tuo generale è stata rapita. Dannazione, i rapitori hanno inviato un messaggio in cui insinuano che scambieranno la donna con oro e altri beni preziosi. Quindi ragazzi, ci è arrivato, come dire, un messaggio con un coltello attaccato davanti alla nostra porta
porta di casa, e quindi sicuramente possiamo pagare il riscatto per la moglie del nostro generale, non pagare il riscatto, addirittura non far nulla. Allora in queste situazioni non so davvero cosa fare, perché la nostra moglie, come dire, del nostro generale, come dire, dà anche disgrazia e sicuramente disonore al nostro generale, quindi possiamo o non fare nulla, questi sono affari personali del generale, avrebbe dovuto tener meglio sua moglie, oppure non pagare il riscatto, abbiamo modi migliori in cui spendere il nostro bottino, oppure pagare il nostro riscatto. Allora sicuramente io non voglio pagare il riscatto perché voglio liberarla da me, quindi per adesso non paghiamo il nostro riscatto e attendiamo quindi una particolare mossa, solo che non sono riuscito a capire chi l'ha rapita, sicuramente l'hanno presa i demezzi che si ritrovano accanto a noi. Comunque questa è sicuramente la schermata principale che ci indica quindi il La resoconto. scheda resoconto raccoglie le informazioni sugli eventi più importanti e le Perfetto. statistiche riguardanti la campagna. Sicuramente come dire, tutti gli eventi che avvengono all'interno del nostro contesto, ovviamente esistono anche le statistiche, tutti i nostri insediamenti e il riepilogo più importante che ci fa ovviamente conoscere la nostra fama all'interno dell'impero, sicuramente dell'Europa. Quindi bene, mi sa che possiamo iniziare nuovamente la nostra tattica. Questi dannati del Mezzi hanno rapito la moglie del nostro caro amico, quindi mi sa che dobbiamo provare a conoscere qualcosa in più. Tentiamo nuovamente l'assassinio con, vediamo un po', il 50% di successo per avvelenare questo dannato generale. Attenzione, vediamo se ci riusciamo. Nemico ferito, ovviamente il nostro caro, il nostro intestino di topo mischiato alla sua bevanda mattutina l'ha mandato KO. La tua spia non è riuscita a uccidere l'obiettivo, ma la dose è bastata per farla ammalare e siamo riusciti a ottenere un nuovo grado per la nostra fantastica spia. Quindi mi sa che possiamo migliorare nuovamente le sue abilità. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Allora, gli aiutanti benissimo sappiamo cosa, a cosa servono, possiamo aumentare qualcosa. Allora, antagonista, più 1 allo 0, più 6% della capacità di movimento sulla mappa, o addirittura spia, 1 all'astuzia, anche 5% della probabilità di sfuggire agli agenti nemici. Agente, 5% delle probabilità di successo critico in tutte le azioni, potrebbe essere anche un'ottima opportunità. Benissimo, ecco un nuovo tratto, quindi adesso dobbiamo allontanarci un po' dalla nostra sezione, però dopo che abbiamo fatto ammalare il nostro generale, e potrebbe essere adesso un'ottima opportunità sferrare l'attacco. Quindi vediamo intanto di far unire il nostro generale capo con la particolare abilità di ricarica al nostro esercito principale. Eccolo qui, vediamo di portare tutte le unità sotto il suo comando. Benissimo, il nostro capo anziano, bene, vediamo di portarle immediatamente dall'altra parte. Ok, quindi vediamo di gettarci immediatamente nella mischia. Allora, queste unità potrebbero andare bene, però dobbiamo avere anche qualche esercito di supporto, quindi vediamo di attaccare con questi due, e questo generale lo lasceremo ovviamente all'interno della nostra cittadina principale. Ok, allora vediamo un po', per adesso può andare abbastanza bene. Per quanto riguarda le entrate stiamo andando alla grande, quindi io direi adesso di reclutare ancora qualche altra unità. Come dire, ci mancano delle truppe di cavalleria, quindi vediamo di reclutare dei cavalieri sentinelle britannici. I cavalieri possono muoversi velocemente lungo il campo di battaglia e cercare il punto debole dei nemici. Io direi ragazzi di arruolarne magari 3 unità, io gioco di solito con 3-4 cavallerie, quindi vediamo di sceglierle immediatamente e creare anche qualche altra truppa di supporto per il nostro esercito secondario. Allora vediamo un po', vediamo di creare altri uomini di leva, ovviamente lancieri. Benissimo, allora mi sa che sono state edificate le nostre baracche per la raccolta di pesci e intanto anche le stalle dei cavalli che ci permettono, come potete ben vedere, la costruzione, anzi il reclutamento delle unità a cavallo. Allora vediamo un po', abbiamo anche l'opportunità, dobbiamo adesso, come dire, sviluppare un altro slot all'interno della nostra cittadina per ottenere quindi qualche altra possibilità di costruzione. Sicuramente ci manca della popolazione. Con la popolazione in eccesso, che potete vedere appunto in alto, e sicuramente con la crescita demografica dovuta sicuramente al cibo, agli edifici e alla tranquillità nella nostra popolazione, potremmo sicuramente avere grande crescita e sicuramente grandi possibilità di costruzione. Intanto vediamo cosa succede, se ci sono dei malcontenti all'interno della nostra città, vediamo un po' di capire quello che sta succedendo. Maledizione, abbiamo, come potete ben vedere, qualcosa che non va. Vediamo un po' qualche dettaglio in più. Allora, ordine pubblico, abbiamo qualcosa che non va. Vediamo cosa succede. Edifici, sicuramente gli eventi che sono accaduti nelle ultime settimane, come il rapimento della donna, ma soprattutto anche l'alluvione. Anche ci sono le tasse un po' troppo alte, quindi vediamo di cambiare la tassazione all'interno della nostra provincia per eliminare questi dannati malcontenti. Vediamo un po' come va adesso. Ecco, potete vedere che nonostante tutto, gli effetti delle tasse non cambieranno proprio un bel niente, quindi questi eventi nelle ultime settimane hanno creato davvero grande scompiglio, quindi è meglio raggruppare un esercito proprio nelle vicinanze della nostra città. Attenzione, vediamo di passare nuovamente il turno. Intanto potete vedere che la donna che hanno rapito appunto a sud della nostra cittadina ha creato davvero tanto malcontento e tanta disgrazia proprio nella nostra città, quindi dobbiamo necessariamente reprimere questa sorta di ribellione con un esercito. Attenzione che intanto qua i Dumnoni si stanno organizzando proprio molto bene, proprio vicino a Ischia, maledizione. Dobbiamo intanto vedere se possiamo fare qualcos'altro. Allora,
Allora, rapita, da audace guerriera quale era la moglie del generale, riuscì a fuggire dai suoi cugini e a tornare da suo marito come se niente fosse. Wow, 5 in più di gravitas. Vediamo cosa è successo. Allora, sicuramente non ci sarà nessuna possibilità di riottenerla, quindi meno male che non abbiamo pagato il riscatto, e adesso dobbiamo cercare di risolvere i nostri problemi all'interno della nostra provincia. Vediamo un po', abbiamo l'ordine pubblico, come dire, a pezzi, effetti della provincia. Ecco, potete vedere ragazzi, la felicità dei nostri cittadini è scesa, come dire, intorno al livello più basso, proprio, come dire, per l'alluvione. Questo insediamento si sta riprendendo dalle recenti inondazioni, l'opera di ricostruzione è in corso, ma la gente è disperata e proprio per questo sono infelici e sicuramente non possiamo reprimerli con la violenza. Allora, 50% della capacità di movimento sulla mappa in meno 10 all'ordine pubblico per turno, meno 50% alla ricchezza derivante dall'agricoltura. Questa dannata inondazione, come dire, ci ha messo alle corde, ragazzi. Intanto vediamo di mettere il nostro generale in città per aumentare, come potete vedere, la felicità dei nostri cittadini. Ok, vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Quanto durerà ancora questa dannata alluvione? Vediamo un po' il rapporto del furiere, come dire, altre unità pronte al comando. Bene, io direi ragazzi di addentrarci immediatamente in territorio nemico, perché sicuramente stanno per organizzare un ottimo esercito, e intanto, visto che ancora il generale è malato per il colpa del nostro intestino di topo che gli abbiamo iniettato direttamente nella sua bevanda mattutina, io direi intanto di effettuare un bel sabotaggio militare. L'esercito prescelto viene rallentato, interrotto, impedito di reintegrare le forze alleate e crea effetti aggiuntivi a seconda dell'approccio impiegato. Possiamo intercettare ordini, addirittura fornire il veleno all'interno delle loro bisacce o addirittura distruggere la salmeria. Allora, vediamo di leggere tutto con calma. La salmeria riduce i bonus equipaggiamento per tutte le unità dell'esercito, inefficaci se le unità non hanno ovviamente bonus di equipaggiamento, questi li vedremo più avanti. Fornitura di veleno, le unità non si possono distruggere completamente col veleno, infligge danni di poco conto a tutte le unità nell'esercito, addirittura intercettare gli ordini. Rivela un esercito, un insediamento o un agente appartenente alla fazione dell'esercito prescelto. Io direi ragazzi di fornire una bella quantità di veleno all'interno degli avversari, vediamo un po' di essere rapidi. Fallimento tempestivo, il tuo agente ha fallito ma i suoi sforzi non sono stati del tutto inutili, nessuno li ha notati o ostacolati, per cui vediamo niente ha impedito loro di fare un altro tentativo. Sicuramente non ci hanno beccato, dobbiamo stare attenti alla prossima azione. Allora vediamo un po' se possiamo agire nella maniera migliore, magari in città, possiamo effettuare un bel sabotaggio all'interno della città stessa, magari appiccare qualche incendio, come dire, avvelenare i pozzi. Adesso vedremo all'interno del prossimo turno. Intanto vediamo di inoltrarci all'interno del territorio avversario, abbiamo qui i nostri i vincitori di Brauco. Mamma mia, attenzione. Allora vediamo un po' cosa c'è qui intorno. Ci sono delle foreste, magari possiamo procedere in completa tranquillità. Sconfinamento. Oh no, le truppe sono entrate in terre altrui senza essere in possesso di un patto di transito. Se si soffermano lì e non tieni quel patto potresti imbatterti nell'ira di questa fazione. Ho sbagliato, maledizione. Siamo arrivati nel territorio dei Dumnoni, dobbiamo andarcene, maledizione. Ah, maledizione, che errore. E qua i confini non sono riuscito come dire, ad avvistarli nella maniera migliore. Quindi magari possiamo intervenire diplomaticamente oppure solo attendere il prossimo turno, ma speriamo che tutto avvenga nella maniera migliore. Maledizione, non mi sono accorto del confine che avevo appunto qua vicino. Intanto l'Egitto, Atene, Sparta, Epiro, mamma mia, stanno combattendo dall'altra parte del mondo, ragazzi. Noi non sappiamo proprio un bel niente. Io direi di ottenere intanto l'indipendenza della nostra Britannia tramite il nostro controllo. Attenzione che partono le navi nemiche, mamma mia, si sono imbarcate appena adesso. Attenzione, eccoli là, forse tenteranno un attacco all'interno della nostra città. Io vorrei colpire immediatamente al cuore la città di Morindum in modo tale da evitare problemi. Ok, allora, furia della battaglia, abbiamo completato la nostra maledizione, pestilenza. Nessuno da dove ha avuto origine la piaga, ma adesso la cosa non ha importanza. I morti non si contano ed essa continua a diffondersi. Coloro che sopravvivono vivono nella paura di ammalarsi. Quindi malattia per 2 turni, ancora un'altra catastrofe nella nostra città. Intanto mandiamo via il nostro esercito da questo territorio e addentriamoci all'interno del territorio nemico, proprio in mezzo alle foreste. Facciamolo seguire anche dalla nostra cara unità principale, vediamo un po', e proprio dobbiamo come dire, proseguire da questo ponte, perché è l'unica zona all'interno della quale possiamo andare, quindi mi sa che dobbiamo attraversare anche con quest'altro. Ecco, sconfinamento. Scusatemi ragazzi, ma devo passare un piccolo transito militare proprio per 10 metri, me lo potete lasciare. Comunque